dopo un mese riprendiamo lo sprizzetto online e sono con il mio, diciamo, sodale, il mio collega, posso dire collega? Cioè, puoi dire anche vecchio amico? Vecchio amico, Renzo Marangon. Ciao Renzo, come stai? Ciao, ciao professor Maggi, buona giornata e quando ti vedo sto sempre meglio. Allora, che dire, lo sprizzetto qualcuno mi ha scritto, ma non lo fate più, ma come mai? Lo facciamo anche online con i potenti mezzi casalinghi che abbiamo. Beh, lo facciamo grazie alla tua rara capacità di fare queste cose. Bravo. Boh, detto questo, allora, facciamo un argomento unico, una botta unica, e ti chiedo al volo, emergenza coronavirus, non si parla d'altro, ci stiamo comportando bene sia a livello nazionale che a livello regionale? Beh, posso dire che a livello regionale e anche provinciale ci stiamo comportando benissimo, tant'è vero che la provincia di Rovigo è quella che nel Veneto ha il numero più basso di persone infette. Questo ha tante ragioni. A livello nazionale si potrebbe fare meglio, però in momenti come questi, consentimi, è bene sostenere comunque le autorità e eseguire alla lettera le indicazioni di natura sanitaria. Ecco, cosa ne pensi della provocazione di Renzi che dice dobbiamo riprendere il lavoro, da quanto ho capito io, dice con controlli un po' più leggeri, è così l'interpretazione o sbaglio io? Il problema vero è che si può produrre garantendo l'aspetto sanitario, cioè il distanziamento, però ci deve essere da parte delle persone un grande rispetto della legge. Diciamo che gli italiani stanno maturando rapidamente su questo. Ecco, in una puntata che ho fatto in diretta ieri parlavo che secondo me il fatto che ogni giorno ci dicono l'emergenza finirà il 10, il 15, il 20, addirittura Borelli oggi ha parlato che non si sa, cioè lui non si prende nessuna responsabilità, dice forse il 15 maggio ma potrebbe essere anche oltre. Non fa male anche psicologicamente da una parte, economicamente dall'altra, e cosa faresti tu? Ecco, io grazie della domanda che mi fai, mi dai una responsabilità. Io però farei una cosa, non direi i provvedimenti finiscono, ma quando non ci sarà più questa necessità, faccio un ragionamento che credo possa fare qualsiasi persona data di intelligenza, è ovvio che è finita per fortuna l'ascesa, cioè la curva non è più in ascesa, ma non c'è ancora la curva in discesa. È ovvio che solo quando il numero degli infettati o dei positivi calerà significativamente si potrà uscire ancora, altrimenti lo si sparge ancora in giro, a meno che non ci sia un comportamento in coloro che se ne vanno in giro, per esempio nei luoghi di lavoro. So che ci sono accordi tali, ma la gente deve soprattutto tenere alla propria salute. Sai, ogni tanto si incontra giornalisticamente qualcuno che dice ma non mi interessa niente e va fuori lo stesso. Quelli poi che sono positivi ed escono sono dei trasmettitori di virus. Cioè, secondo me in una piccola minoranza, ma che può essere pericolosa, l'assistere da lì dentro a quello che sta succedendo non gli ha ancora insegnato nulla. C'è un vecchio detto veneto che dice a se più fatti e il posto che mettergli in testa, e mi pare che sia questo il caso purtroppo. Però partendo da un'altra provocazione, la Svezia per esempio non sta facendo, unico stato perlomeno occidentale, non sta facendo le stesse cose che facciamo noi, c'è molta più libertà e puntano molto, da quanto ho capito, come ti ripeto, da quanto ho capito, sulla
come si chiama il gregge? Vabbè, la cosa del gregge. Ascolta Leandro. Però aspetta, ti finisco il ragionamento. Prego. Il ragionamento è questo: il fatto che fondamentalmente da secoli l'italiano non ha fiducia della sua classe dirigente è ormai veramente insito in noi italiani il dubbio che ma questi governanti stanno facendo la cosa giusta, vale la pena far tutto quello che stiamo facendo o cosa? Allora, sotto questo aspetto la politica non c'entra nulla, e cioè non è che uno è politicamente ammalato o politicamente sano. Il virus che ti colpisce per una certa percentuale, se ti ammali gravemente ci lasci le pene. E ti posso dire una cosa, come tu hai già facilmente intuito, il numero dei morti è molto superiore a quello che viene registrato, perché tutti quelli che sono morti nelle case di riposo, non avendo fatto loro il tampone, sono morti di coronavirus ma non sono contagiati. Allora vuol dire che sono di più. Ciò che bisogna mettere insieme sono le analogie. È vero che noi ci stiamo parlando con il telefono, ma non è come parlarci con il tamburo, eppure sono tutti e due strumenti di comunicazione. Perché faccio questo esempio un po' assurdo? Perché chi non ci ha voluto, con paesi analoghi a noi, chi non ci ha voluto ascoltare, adesso si pente e dice che avevamo ragione. Ti faccio l'elenco: la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti. Perché? Perché hanno paesi analoghi al nostro, cioè con grandi città e agglomerati. La provincia di Rovigo, che è quello che ne ha meno di tutti, è perché è una provincia dalla percentuale di persone molto rada. La Svezia è uguale, la Svezia è tutta sparsa, la gente non è mica come da noi, sta ognuno per conto suo in una casetta in mezzo al verde, e d'inverno non è che si muove tanto. Ecco perché non si è sparso il virus. Guarda cosa è successo in Cina, cosa sta succedendo in India, cosa sta succedendo negli Stati Uniti, che faceva finta che fosse un problema altrui. Quindi sotto questo aspetto le autorità scientifiche vanno ascoltate, va ascoltata la testa. Certo che Renzi non ha torto quando dice: guardate che se poi ci si tira su e non c'è più da lavorare, l'impresa, cioè il paese va a catafascio lo stesso. Allora che cosa bisogna fare? Prendere accorgimenti tali per cui si possa lavorare in sicurezza, vuol dire mantenere quei protocolli che sono stati definiti. Sai la cosa che mi dà, magari ne parliamo quando è finita, la cosa che mi dà fastidio, mi dà fastidio tanto, te la dico, l'improvvisazione di una parte, non del nostro governo, dei tecnici che sono anche al governo, ma anche in parte. È sembrato per un certo periodo, e lo sembra ancora, che ciò che conta è andare in TV, a dire quello che si dice, invece che guardare i fatti. Il giorno che è stata dichiarata l'emergenza, l'azienda che costruisce i famosi ventilatori è un'azienda nei dintorni di Bologna. Quell'azienda il governo l'ha scoperta un mese e una settimana dopo. Nella Prima Repubblica ci avrebbe messo 3 ore a trovare l'azienda, perché bastava fare 5 telefonate a chissà come funziona il mondo per sapere chi fa questi cosi, dove si fabbricano. Ci metteva un poco, e invece l'ha scoperto la Consip. Vedi, il dramma degli attuali governanti è che antepongono la dichiarazione di una cosa al loro contenuto, cioè fatta la dichiarazione risolve il problema, e invece non è così. Un mese e una settimana dopo scoprono che c'è un'azienda nei dintorni di Bologna che fabbrica i ventilatori per tutto il mondo. Ma dai, ecco. Ma per il resto seguire con pedissequa attenzione ciò che dicono gli esperti in medicina. Peraltro, amico mio, anche se tu sei un giornalista, ma penso che tu la penserai come me, se vuoi guarire da una malattia, vai da un medico, non da un giornalista. O da un politico.
o da un politico, il quale fa sintesi, non è che ti dà lui la ricetta. Ecco. Vabbè, Renzo, allora intanto avevo fatto uno sprizzetto online e mi piace averlo fatto, perché non bisogna perdere l'abitudine. Certo, certo. Naturalmente è sempre un piacere fare lo sprizzetto con te. Io spero che fra poco ne faremo uno live, ma live davanti a uno spritz, magari con la mascherina, e ti auguro tutto il bene possibile. Anche a te Leandro, a te i complimenti, perché sei una persona sempre positiva e non ti fermi mai. Ciao. Ciao Renzo.